A mezzogiorno in punto, buona giornata e ben trovati dalla redazione di Rete Veneta fino alle 13:30. Come di consueto torniamo dunque in diretta dopo la pausa della giornata di Ferragosto con il nostro appuntamento dell'ora di pranzo. Abbiamo molta cronaca, in apertura torneremo sulla terribile tragedia di Godega Sant'Urbano, tra Godega e Cordignano, la morte di 4 giovanissimi ragazzi nella notte tra sabato e domenica. Dedicheremo ampiamente la prima pagina a questo argomento, ma poi parleremo anche di cultura, dell'ormai imminente mostra del cinema a Venezia, di turismo, faremo un po' un giro in varie località tra Bassano, l'altopiano di Asiago, la città di Padova, per capire come sono andati questi giorni di vacanza, ma anche questa settimana è probabilmente quella centrale delle vacanze di tantissime persone. Parleremo di cronaca perché le ultime ore le attività delle forze dell'ordine ci stanno dando conto di diversi interventi che hanno riguardato anche, come spesso succede d'estate, i soccorsi in montagna. C'è stata anche una vittima. Ne daremo conto tra poco, dunque, nel nostro appuntamento fino alle 13:30. Ma partiamo allora dalla strage, perché così solo si può definire quello che è successo nella notte tra sabato e domenica su una strada tra Godega Sant'Urbano e Cordignano in provincia di Treviso. 4 giovanissimi, tutti sotto i 20 anni, che hanno perso la vita in un luogo che era già stato teatro anche di recente di incidenti mortali. La ricostruzione con Christian Arboit. Abbiamo sentito questo colpo enorme e dopo io ho preso subito, visto quello che è successo 2 anni fa, ho preso subito il telefono, ho chiamato il 118 e nel frattempo mi sono vestito e sono venuti giù anche i miei figli, ma ormai non c'era. Dopo sono fermate anche altre macchine, ma secondo me non c'era più niente da fare. È stato l'inferno nel cuore della notte qui in via Cordignano a Godega di Sant'Urbano, dove poco dopo le 2 una Volkswagen Polo con 4 ragazzi poco più che maggiorenni a bordo è uscita di strada ribaltandosi e finendo nel fossato. Uno schianto micidiale che non ha lasciato scampo a Daniele Ortolana di Orsago, Daniele De Re, ex Giuliano Chellici, residenti a Cordignano, Marco Da Re di Caneva, tutti di un'età compresa tra i 18 e i 19 anni. L'auto, da una prima ricostruzione, stava procedendo verso Godega. Dopo una serata al bar in centro a Cordignano, i ragazzi erano diretti a Conegliano per mangiare un hamburger. Tutti e 4, è una delle certezze, avevano allacciata la cintura di sicurezza. Alla guida dell'utilitaria di proprietà della madre di Chellici c'era Ortolan, Xuliano era seduto a fianco, Daniele e Marco sui sedili posteriori. La traiettoria è come impazzita all'altezza del Civico 10. I residenti parlano di un grosso boato. Qui è seguito il suono prolungato del clacson, oltre 10 interminabili secondi. Io ho sentito il colpo, mi sono alzato, però infatti sono le piante, non si vede niente, no? Però non c'era tanto movimento. Ho detto, boh, sarà una macchina che è uscita, non è la prima, ne ho sentite già tante. Adesso mi dicono che è stata una strage. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco, gli agenti del distaccamento della Polstrada di Vittorio Veneto, poi raggiunti dai colleghi di Treviso, coordinati dal comandante Simone Morello per tutti i rilievi del caso. L'area viene transennata, l'auto posta sotto sequestro, le salme portate all'obitorio di Conegliano. Sul conducente sono stati effettuati i test alcolemici e tossicologici di rito, i cui esiti arriveranno nella prima parte della settimana. In procura è stato aperto un fascicolo, omicidio stradale l'ipotesi, ma è solo una formalità utile per le indagini. In buono stato gli pneumatici, si valuteranno i freni e gli impianti interni per non lasciare nulla di intentato. Scontata una perizia cinematica. Con ogni probabilità a tradire i giovani è stata la velocità in un tratto che è al limite di 50 km/h. Una strada maledetta, dicono tutti. Nel marzo del 2019 nello stesso tratto sono morti 2 giovanissimi, un copione del tutto simile. È un pensiero grande, se poi è possibile far qualcosa, sarebbe ora di far qualcosa, perché non conta l'inesperienza, forse c'è qualcosa che non va su questa strada, ma un pensiero grande lo rivolgo alle famiglie, magari una preghiera, sicuramente un pensiero può solo lenire il loro dolore. Non voglio neanche immaginare cosa stanno provando.
Per tutto il giorno questo tratto di via Cordignano è stato meta di un pellegrinaggio incessante, parenti, amici, residenti, nelle facce solo incredulità per una tragedia enorme, l'ennesima, una ferita che ha spezzato intere famiglie e comunità. Proprio in questi minuti in prefettura a Treviso sta iniziando un vertice convocato proprio dal prefetto, parteciperanno anche i sindaci della zona, forze dell'ordine, proprio per verificare la situazione di quella strada e prevedere eventuali interventi specifici su quella curva. Le ore immediatamente successive, le immagini erano ovviamente della mattinata di domenica, sono state ore difficili con il fortissimo, straziante dolore dei parenti e degli amici. Era un ragazzo che era amato da tutti, gli volevano tutti bene, era buono, aveva una grande passione sia per i genitori che per i nonni. Non saprei neanche io come descriverglielo, era unico e basta. Non si dà pace la signora Francesca, nonna di Daniele De Re, e lei tra le lacrime a ricordare il ragazzo, il suo entusiasmo e l'amore per la mamma, il papà e il fratello più piccolo. Tutti vivevano a Cordignano, a poche centinaia di metri dall'altra famiglia distrutta, quella di Xuliano Chellici, di origini kosovare. Diversi parenti arrivati in giornata, anche dalla Lombardia, per sostenere il papà Blevar che non se la sente di parlare. Una cappa di dolore che accomuna anche la vicina comunità di Caneva, dove viveva Marco De Re, giovane operaio con la passione dell'orto. A Orsago lo strazio della famiglia di Daniele Ortolan. Sono le 13 circa quando arriva anche un'ambulanza. La mamma Tiziana non sta bene e a parlare sono gli zii. Amava i bambini, allenava anche i bambini, mi diceva mia cognata della Nottoli. Niente, era una persona splendida. Scusi. Era un ragazzo di 19 anni e quell'età là pieno di vita. Come tutti, siamo passati tutti noi. Il liceo a Vittorio Veneto e la passione per il nuoto. Andavo a nuoto con mia nipote e la portavo a casa, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, è un bravissimo ragazzo. È una cosa pazzesca, nel senso che incredibile. Mi dispiace, non so quanto e come e cosa. Penso ai genitori, per lui, per tutto quanto. C'è poi lo strazio degli amici. Lorenzo conosceva bene tutti e quattro. Conoscevo tutti e quattro, sì, erano degli amici stupendi, però cerco di ricordarli per quello che erano. Mi ritengo fortunato di averli conosciuti, di aver passato del tempo assieme nonostante quello sia successo, quindi invece di ripiangere il futuro che ci poteva essere, apprezzo quello che c'è stato in passato. Abbiamo avuto tanti bei ricordi assieme. Cosa facevate? Ci trovavamo tutti i giorni, avevamo la passione per la musica, ci divertivamo, andavamo a feste così. Però vabbè. Che musica ascoltavate? Ognuno aveva un genere musicale diverso. L'amore per la techno era comune in tutti quanti. Quello sì. Spero almeno non abbiano sofferto più di tanto, almeno quello. Grazie. Come dicevamo in apertura, quella curva è già stata teatro di altri incidenti mortali e non solo mortali, e la signora Alicia, che abita proprio lì a pochi metri, lancia un appello accorato. Li abbiamo visti lì per terra, 4 teli verdi stesi, così, lì. Io non ho più coraggio di guardare da quella parte lì. Mi hanno preso le braccia e le ho messe su. Vi prego, date voce, anche Zaia, qualcuno, tagliate, fate quello che volete, ma devono sistemare le strade. Adesso vanno con le Ferrari, vanno con le BMW, macchine che costano. Abbiamo le strade del 1940. Dalle 2 che non dormo, sono qua che tremo come una foglia, non mi toglierò più dagli occhi quello che ho visto. E vi prego, solo fatelo per i giovani e per tutte le persone che sono sulla strada, chi lavora, chi deve portare a casa il pane, per i figli, deve andare in sicurezza.
È ancora sotto shock la signora Licia. Troppo sangue su questo tratto maledetto, troppi incidenti. L'ultimo mortale nel marzo 2019 costò la vita a Tommy Saccon e Michele Zanette. In 27 anni ho visto almeno 30 incidenti, racconta la donna. Adesso basta. Sorretta dal marito Danilo, accorso sul luogo dell'incidente dopo lo schianto, il suo appello è un pugno allo stomaco. Devono sistemare le strade quando vedono che c'è un incidente o due, questo è il secondo mortale. Devono sistemare le strade, i sindaci o chi per loro devono uscire e vedere il motivo perché questi qua sono morti, perché questi qua sono usciti di strada, e devono sistemare il problema, perché questo qua non finirà mai, sarà una morte continua. Ma questo vale per questa via, ma anche per tutte le altre strade. È impossibile, io quando vedo anche Antena 3 sento persone che dicono sono anni che escono di strada, ma è impossibile che il sindaco, qualcuno non riesca a mettere un dissuasore, allargare la strada, mettere in sicurezza una strada. Hanno i soldi per fare le passerelle in mezzo ai boschi e la gente che muore, i ragazzi, sono ragazzi, 4 vite che avevano diritto di farsi una famiglia e di vivere, e non saranno gli ultimi. Vi prego, sistemate le strade, aiutate i nostri figli a vivere, ve lo chiedo per piacere. E proprio in risposta a questo appello, tra poco dopo la pubblicità sentiremo le risposte dei primi cittadini. State con noi, a tra poco. Ancora ben trovati, buona giornata in questo Focus TG del 16 agosto, in questa prima parte ampiamente dedicato al terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Godega Sant'Urbano. Abbiamo sentito poco fa l'appello di una residente proprio a pochi passi dal sinistro, su quella curva che in tanti definiscono maledetta, strada da mettere in sicurezza. Ha fatto l'appello ai sindaci e allora sentiamo la risposta dei primi cittadini, ricordando che proprio in questi minuti è in corso il vertice in prefettura proprio su questo argomento. Purtroppo questa strada la conosco benissimo, da una vita, sicuramente posso immaginare la dinamica, l'alta velocità, non conoscono la curva e la curva non ti lascia scampo, se non la conosci non ti lascia scampo. Poi l'inesperienza magari dei ragazzi, però come sempre l'alta velocità, non ci sono altre cose. 4 in un colpo solo, io che ho vissuto qui da 55 anni, non ho mai visti. La curva è molto pericolosa e così è successo. Dispiace. Una strada pericolosa, maledetta, il giudizio di chi la conosce è unanime. La strada è pericolosa, ma se l'amministrazione non si decide a fare qualcosa, invece di mettere i dossi nella via Molinara, che è una strada dritta, che ne mettano uno là, dove c'è il secondo palo, un dosso in quelli in asfalto, basta. Dal canto suo l'amministrazione comunale, anche per bocca del sindaco Paolo Aguzzo, esprime vicinanza alle famiglie e si dice pronta a intervenire. Questa è l'analisi dell'assessore alla viabilità del comune. Quando li mettiamo sono troppo alti, troppo bassi, danno fastidio perché c'è rumore quando passano le macchine. Noi ne abbiamo vari sul territorio nostro e cerchiamo come amministrazione di tenere duro perché anche su tratti di rettilineo dove sono stati messi in corrispondenza delle case i dissuasori, c'è sempre qualcuno che si lamenta, però ritengo che è meglio che qualcuno si lamenti e vada piano in ogni caso piuttosto che trovarci di fronte a queste realtà. Metterete dei dissuasori qua in zona? Non lo so, questo ne parleremo in giunta, senza dubbio faremo un'analisi della situazione, questo è quello che posso prendermi come impegno come amministrazione, senza dubbio d'accordo anche con gli uffici preposti cercheremo di fare una valutazione di cosa fare. Sulla sicurezza stradale siamo tornati indietro, afferma da Cordignano il primo cittadino Roberto Campagna, che ammette: non riesco a metterne a fuoco i motivi, ma qualcosa bisogna fare. Lo stesso sindaco si stringe alle famiglie, così come i colleghi di Orsago e Caneva. In settimana dovrebbe anche tenersi un comitato ad hoc in prefettura. Scosso pure il presidente Luca Zaia: ci troviamo di fronte ad una tragedia immane, la notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. Le parole di Zaia.
Come anticipato, il vertice annunciato nel servizio di Cristiana Arboit è proprio in corso in questi minuti a Treviso. Questa tragedia di Godega ha scosso l'intera Marca trevigiana e il Veneto, ma è una notizia che è arrivata anche alle cronache nazionali, e questo incidente è arrivato 2 settimane dopo la firma del protocollo sulla sicurezza stradale che aveva messo in prima linea proprio la conferenza dei sindaci, la regione, la provincia di Treviso, le scuole e l'ULSS. Proprio dal direttore generale dell'azienda sanitaria della Marca trevigiana, Francesco Benazzi, arriva la proposta di inserire nelle scuole guida personale dell'ULSS per dare lezioni di guida coscienziosa prima di prendere la patente. E mi permette intanto di porgere a nome mio e anche di tutta l'azienda il cordoglio alle famiglie di questi ragazzi, perché perdere un figlio credo che sia la cosa più non è inimmaginabile, cioè il dolore che una famiglia può provare. Anche dall'ULSS 2 della Marca, con i sanitari del 118 intervenuti ieri sera, subito in via Cordignano, arriva la vicinanza alle famiglie dei 4 giovani morti nel terribile incidente di Godega. È giusto di 2 settimane fa all'ospedale Cafoncello la firma del protocollo per la sicurezza stradale. Abbiamo firmato quel protocollo con i comuni, con la provincia, con la scuola, in particolare con la scuola, perché è importante ricreare una cultura. Io mi ricordo il presidente Zaia tanti anni fa affrontò questo tema delle morti sulla strada con immagini shock, con le macchine distrutte poste fuori dalle discoteche, nei luoghi dove c'era l'aggregazione di giovani. Credo, ed è stato importante perché sicuramente è riuscito a ridurre notevolmente gli infortuni e ovviamente le morti sulla strada. Nell'ultimo periodo purtroppo il trend si è invertito e sono in notevole aumento gli incidenti mortali. Nel 2021 nella Marca hanno perso la vita 58 persone, nel 2022 ad oggi sono già 43 le vittime, alle quali corrispondono altrettante famiglie distrutte dal dolore. L'ULSS, assieme a Provincia, Conferenza dei Sindaci e Scuole, partiranno con una nuova campagna di sensibilizzazione ed educazione dei giovani. Questo è un impegno che noi mettiamo da settembre di tornare nelle scuole con l'aiuto appunto dei direttori didattici per fare educazione stradale, ma soprattutto, ecco, io l'ho posto e poi lo proporremo chiaramente alle scuole guida quando si fanno i test per appunto passare l'esame patente, un paio di lezioni, chiamiamole così, da parte dei nostri specialisti dell'igiene pubblica, dove si va a educare anche sulla guida coscienziosa, sul fatto di non usare l'alcol, di aspettare, di non bere, di far guidare chi non bere, di non utilizzare sostanze, di allacciare la cintura, tutte cose importantissime che devono essere ovviamente applicate. Promulgare la cultura della sicurezza stradale è fondamentale per interrompere questa strage. Purtroppo di auto si può morire e lo dico sempre, l'auto è un'arma mortale che se non si utilizza bene poi abbiamo purtroppo spesso e volentieri questi incidenti. Chiudiamo con quest'ampia pagina dedicata all'incidente di Godega Sant'Urbano con un'altra testimonianza, quella di un'amica di Daniele Ortolani, il giovane che era alla guida del veicolo. Ero con tutti, scherzava, rideva, quindi era molto tranquillo come ragazzo. Non sono uscita molte volte con lui, però comunque quelle poche volte sì, mi sono sempre trovata bene. Di dove era lui? Lui era di Orsago, sì, appunto, però faceva scuola a Vittorio, quindi la maggior parte delle volte lo vedevo lì, a Vittorio. Doveva fare l'ultimo anno? Faceva le scienze applicate al Flaminio. Quarto anno? Sì, era in quinto anno. Doveva diplomarsi? Sì. Doveva diplomarsi il prossimo anno? No, quest'anno solamente sì, che purtroppo è stato bocciato, ma sì, faceva la scuola lì, parole. E poi faceva istruttore di nuoto, lavorava là a Vittorio sempre. Gli altri ragazzi li conoscevi anche di vista? Di vista, ma non avevo conoscenze degli altri ragazzi, non sapevo bene chi fossero.
Morti sulle strade, morti anche in montagna per un'escursione. Dobbiamo dare conto dell'intervento avvenuto nella giornata di domenica del soccorso alpino di Asiago, attivato in supporto dell'elicottero di Trento Emergenza, non distante da Malga Campo Mandriolo. Un escursionista è stato colto da malore, si chiamava Andrea Scomazzona, 63enne, nato a Bassano, residente a Marostica, era alla Malga col fratello e il nipote, si era incamminato per una passeggiata nei dintorni, poi appunto lui stesso ha chiamato i soccorsi per questo malore. I due uomini soccorritori lo hanno trovato riverso a terra, vicino a lui c'era già una persona che stava tentando di aiutarlo. L'equipe medica, il tecnico dell'elisoccorso, subentrati poi nelle manovre, però hanno potuto solo constatare il decesso del 63enne. Il corpo poi è stato imbarellato e trasportato al carro funebre. Controlli stradali nelle notti di agosto. Siamo ora a Padova, dove è stata denunciata un'insegnante trovata alla guida con un tasso alcolemico ben sopra i limiti di legge. Alla guida nonostante avesse bevuto troppo. Un'insegnante di 30 anni, residente in Friuli, è stata fermata dalla polizia stradale a Padova e denunciata. La donna guidava la sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,36 grammo litro, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. L'insegnante era appena uscita da un'abitazione privata ed è stata fermata in via San Marco dalla polizia, che nella notte tra il 14 e il 15 agosto era impegnata in un servizio di controllo sulle strade della città. Una ventina circa gli automobilisti controllati, solo la donna è risultata non in regola. La pioggia che è arrivata tra la sera e la notte ha ulteriormente rinfrescato tutto il nostro territorio. Giornata afosa, come spesso succede nei centri cittadini, in particolare a Padova. Il violento temporale con la grandine anche sui Colli Euganei nella zona di Piave di Sacco. Una serie di temporali dalla serata fino a notte fonda. Grandinate si sono abbattute in modo sparso nella provincia senza creare danni particolari. Questa è la situazione a Torreglia, sui Colli Euganei. A Corte di Piave di Sacco le strade si sono trasformate in torrenti per qualche minuto. La pioggia era attesa dopo questi lunghi mesi di grande siccità. Nessun intervento è stato segnalato ai vigili del fuoco. Un temporale dai classici tratti delle piogge d'agosto nella maggior parte del territorio che ha portato con sé un notevole refrigerio. Il tempo resterà stabile almeno per i prossimi 2 giorni, con un leggero aumento delle temperature, secondo i previsori, del tutto temporaneo. C'era grande attesa proprio a Padova per il ritorno, dopo 2 anni di stop, dello spettacolo pirotecnico che è stato in qualche modo interrotto e funestato proprio dal temporale. Padova in serata non ha rimandato lo spettacolo pirotecnico tornato dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia. Pochi minuti prima della mezzanotte i primi bagliori colorati hanno illuminato il cielo della città. Nonostante la pioggia, un centinaio di coraggiosi, come li ha definiti il sindaco Giordani, con ombrelli e kiwi, ha assistito ai fuochi d'artificio. Uno spettacolo di luci e musica, ma quasi completamente senza botti. Dopo le polemiche aizzate dall'associazione Orizzonti di Marco Carrai, che aveva avviato una raccolta firme per cancellare i fuochi per evitare che dessero fastidio a cani e gatti, il comune ha scelto una tipologia di spettacolo non rumoroso. La festa ferragostana, tornata dopo gli anni di restrizioni del Covid, si è svolta senza intoppi. Imponente la macchina messa a punto dalle forze dell'ordine che hanno sorvegliato Prato della Valle. Isola Memmia chiusa fin dal mattino e traffico impedito tra le 19 e le 2 di notte, con conseguenti cambiamenti per le linee di autobus e tram, varchi agli ingressi. Il sindaco Giordani ha emanato un'ordinanza che vietava di accendere lanterne cinesi, di usare droni e di portare in piazza bottiglie di vetro, lattine, spray urticanti e oggetti contundenti. Nel servizio si parlava di disturbo a cani e gatti. Ebbene, stiamo verificando proprio in questi minuti la presenza di un felino di grossa taglia, se ne parla almeno da venerdì pomeriggio, nella zona di Cartigliano Tezze sul Brenta Pozzoleone. Ecco, stiamo andando a verificare proprio questa presenza. Se qualcuno della zona avesse ulteriori notizie o magari, perché no, anche delle immagini, ce le può inviare come sempre al numero di WhatsApp che trovate in sovraimpressione. Parleremo ampiamente di turismo e di tante altre notizie tra poco nel nostro Focus TG fino alle 13:30. State con noi.
Pochi secondi alle 12.30, ancora ben ritrovati qui su Rete Veneta per il nostro Focus TG. Abbiamo dato conto del temporale con grandinate che ha colpito la zona del Padovano, ma la pioggia ha interessato un po' tutto il territorio veneto nel corso della notte. Resta il fatto che questa estate 2022 è stata la più siccitosa della storia. La provincia di Padova lancia un appello alla realizzazione di opere strutturali. Ci sono delle fortissime criticità che partono dall'autunno scorso, quando non ci sono state forti precipitazioni in montagna, non ci sono stati accumuli di neve significativi e poi per l'intera primavera abbiamo assistito a un abbassamento importantissimo delle precipitazioni. È una situazione sicuramente eccezionale. Il 2022 probabilmente verrà ricordato come l'anno della siccità. Una tendenza alla siccità diventata emergenza in questi mesi che chiama gli amministratori a intervenire con opere strutturali come quella proposta nel tavolo di coordinamento con la Regione dalla provincia di Padova. Senza infrastrutture come per esempio il bacino del Vanoi, che è emerso in uno dei tavoli che la provincia ha promosso proprio per trattare il tema della siccità, senza infrastrutture straordinarie non saremo in grado di prevenire fenomeni estremi come quello verificatosi quest'anno. Provincia che ha operato nel trasferimento della fauna ittica in agonia nei canali della città del Santo ed ha agito da ente di coordinamento con tutti i 102 comuni del Padovano. Abbiamo fatto un tavolo con tutti i comuni della provincia di Padova per promuovere un testo di un'ordinanza tipo che permettesse di andare a limitare l'uso di acqua in modo da far sì che il nostro bene più prezioso possa essere gestito con parsimonia, soprattutto quando c'è difficoltà. Acqua preziosa non solo per l'agricoltura, ricorda Miotti. L'acqua all'industria è importantissimo, l'abbiamo visto qualche settimana fa quando si era messo in dubbio la possibilità di continuare ad operare con l'inceneritore di Padova, perché poi il tema dell'acqua a uso e raffreddamento degli impianti industriali, si pensi alle acciaierie, si pensi alle grandi aziende energivore che hanno bisogno dell'acqua per ridurre le temperature delle lavorazioni, senza l'acqua non è possibile neanche produrre. Noi apriamo adesso una finestra tra le tante che apriremo in questa prossima ora insieme, collegandoci con il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che vedo già collegato nel suo ufficio. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto partiamo dalla situazione meteo. Mi pare che la pioggia, insomma, più che benvenuta, abbia toccato anche l'altopiano finalmente. Sì, in questi giorni ci sono state delle precipitazioni che hanno anche limitato il rischio di incendi. Questo è un dato importante perché noi vivevamo in una situazione di siccità estrema e tutte le foreste che abbiamo qui attorno alla conca di Asiago erano a rischio incendio. Quindi la pioggia è stata importante perché ha riportato una situazione di normalità e ci fa sperare che non ci siano problematiche più legate all'acqua, ecco, perché adesso andiamo verso la stagione autunnale, quindi qui le temperature stanno già leggermente cambiando, soprattutto di notte, e ci stiamo rendendo conto che il mese di agosto avanzato si sta facendo sentire. Quindi anche ieri sera avevamo un grande evento qui nella piazza centrale con una lezione magistrale del professor Vittorio Sgarbi, che è stato interrotto alle 10.30 a causa di una abbondante pioggia, ecco, con un temporale che è durato fino a mezzanotte. Ecco, nelle immagini vediamo attualmente una delle webcam di Asiago che inquadra una soleggiata piazza Carli. Diceva di questo evento, ma è un'estate che sta pienamente recuperando dal punto di vista turistico quella di Asiago dell'altopiano? Sì, noi stiamo registrando il tutto esaurito, abbiamo tantissime persone in questo momento qui ad Asiago, tutto si sta svolgendo nella più assoluta regolarità anche grazie ad un presidio importante di forze dell'ordine. C'è una serie di eventi, di iniziative che sta veramente interessando il pubblico che è qui in vacanza ma che sta attraendo anche persone che vengono dalla pianura per queste manifestazioni che sono di alto livello. Quest'anno abbiamo avuto molti cantanti nell'Asiago Live, abbiamo un calendario di manifestazioni culturali legate alla presentazione di libri che è di circa una trentina di autori che stanno arrivando da tutte le parti d'Italia. Adesso, oggi abbiamo
Mario Giordano, la settimana prossima avremo Alan Friedman, insomma abbiamo avuto qui le più grandi personalità del mondo letterario, anche politico nazionale, penso a Carlo Calenda 2 settimane fa che è venuto a presentare il suo libro, Il generale Figliuolo, quindi abbiamo una ripresa dell'interesse verso il mondo culturale del nostro territorio e questo ci dà anche soddisfazione perché Asiago è stata classificata sesta nelle località di montagna più rilevanti a livello nazionale. Questo è certamente un riconoscimento importante perché ci fa capire come tutti gli investimenti che abbiamo messo in campo come amministrazione, come operatori privati, stanno dando un grande riscontro, un grande ritorno d'immagine non soltanto da Asiago ma tutto l'altopiano. Turisti italiani, ma mi pare di cogliere un po' da quello che sentiamo dal resto del Veneto anche il grande ritorno degli stranieri finalmente. Sì, noi quest'anno abbiamo avuto molti stranieri, abbiamo avuto un'impennata della domanda turistica, soprattutto stranieri turisti che vengono dalla Francia, grazie ad un grosso tour operator che ha preso in gestione una struttura importante ricettiva di Asiago, un hotel 4 stelle Superior che ha fatto un investimento di forte riqualificazione. Abbiamo aperto alla cosiddetta destagionalizzazione, cioè l'obiettivo nostro è quello di portare nei periodi di cosiddetta bassa stagionalità turistica delle presenze costanti che possano permettere di lavorare al nostro territorio, possono creare un indotto. Nel mese di maggio abbiamo avuto un'impennata di turisti provenienti dalla Francia e quindi abbiamo avuto un incremento forte delle presenze turistiche, oltre i nostri turisti stranieri per eccellenza che sono i tedeschi che arrivano qui anche attraverso l'aeroporto che è perfettamente raggiungibile a tutte le mete del nord Europa. Quindi questo è certamente importante perché ci dà la possibilità di pianificare anche un tipo di promozione che tenga conto delle esigenze di questa tipologia di turisti, che è una tipologia molto attenta alle caratteristiche dell'ambiente, ai servizi, si muovono alcuni in moto, altri in mountain bike perché arrivano con le richieste precipue di girare nelle nostre montagne, nel museo all'aperto della Grande Guerra, quindi c'è una grande riscoperta del nostro territorio e la voglia di immergersi nella natura che lo contraddistingue da sempre. Abbiamo nell'immagine, ecco, ringrazio Alessandro Costacurta, si può riproporre proprio quella del Sacrario di Asiago. È passato poco più di un mese dalla Dunata Triveneta degli Alpini, ecco, possiamo tornarci insomma con qualche suo ricordo di un evento insomma che poi qui su Rete Veneta abbiamo potuto seguire in diretta tutto il giorno. Sì, noi abbiamo vissuto con grande emozione quell'evento, c'è stato un grande lavoro da parte dei nostri alpini principalmente, noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che riguarda l'assetto organizzativo della nostra struttura municipale e c'è stato un grande lavoro di coordinamento anche con le forze dell'ordine, la prefettura e la questura che ringrazio nuovamente perché tutto si è svolto nell'assoluta regolarità. Diciamo che il nostro evento, l'evento della Dunata Triveneta, è stato anche il giusto risarcimento del danno per quelle affermazioni così insolenti che avevano contraddistinto la Dunata nazionale che si è svolta a Rimini. Quindi è stato veramente una come dire, grande possibilità di riscoprire il mondo degli alpini e la loro correttezza, il loro rispetto anche dei valori di appartenenza alla nostra nazione e soprattutto da noi dove si sono svolte le più grandi battaglie della Grande Guerra Mondiale, dove ci sono state anche migliaia e migliaia di vittime tra gli alpini, si è sentito forte questo sentimento di appartenenza alla nostra nazione durante quelle 3 giornate che sono state assolutamente indimenticabili perché tutto si è svolto perfettamente e peraltro anche i nostri cittadini hanno aderito imbandierando le loro finestre, le loro terrazze, c'è stato un grande coinvolgimento di pubblico che lascerà un bellissimo ricordo nelle menti di tutti coloro che hanno partecipato a questa
iniziativa, questa celebrazione. L'ultimo tema che le propongo mi fa ricollegare con la notizia tragica dei 4 giovanissimi morti a Godega Sant'Urbano nella notte tra sabato e domenica, non tanto per parlare di incidenti stradali, ma per quel che riguarda diciamo le infrastrutture stradali. Asiago, l'altopiano magari non ne hanno bisogno strettamente in loco, credo, ma uno dei problemi storicamente è proprio il collegamento tra la pianura e l'altopiano. Su questo lei crede siano necessari interventi e di che tipo? Ma guardi, io sono stato colpito da quella tragedia che è accaduta qualche giorno fa, perché si trattava di ragazzini, cioè dei giovanissimi, no? Quindi la riflessione che è venuta mentre lei parlava è che serve necessariamente porre mano alla sicurezza stradale dal punto di vista della viabilità, perché lì c'era un platano che non è stato rimosso dopo che vi era stato un incidente nel quale aveva perso la vita uno o altri 2 ragazzi. C'è da lavorare tantissimo sulla prevenzione, perché non è possibile che ogni fine settimana si sentano incidenti di questo tipo. Bisogna lavorare tantissimo sulla prevenzione per far capire ai giovani che la vita è sacra e va rispettata, soprattutto quando si ha a bordo altre persone. Ma bisogna lavorare molto anche per proteggere coloro che usufruiscono della viabilità, perché se ci sono delle piante pericolose, su alcuni tratti di strada pericolosi devono essere rimossi per evitare che queste possano determinare un evento come quello che si è verificato. Ora, noi abbiamo fatto degli interventi importanti sulla viabilità, abbiamo alcune aree dove ci sono dei rischi di incidenti come questi, delle curve a gomito, dove abbiamo impedito la realizzazione di muretti di cemento, per intendersi, proprio per evitare che si verifichino questi rischi. E anche dal punto di vista della viabilità nostra stiamo studiando delle soluzioni che possono rendere più fluente, come dire, il passaggio in alcune zone dove si verificano degli imbuti. Penso ad esempio nel tratto che da Tresche-Conca, cioè in cima al Costo, porta al centro di Asiago. Abbiamo fatto degli studi, su questo stiamo tendendo adesso il nuovo governo per poter capire con chi interfacciarci all'ANAS per poter iniziare a fare una progettualità seria, perché noi abbiamo una viabilità che ferma a 60 anni fa purtroppo, anche se abbiamo un'autostrada che arriva fino a qualche chilometro di distanza da Asiago, però in cima all'altopiano bisogna fare una serie di interventi che possano permettere anche ai nostri residenti che vanno a lavorare in pianura, quindi di poter essere agevolati per evitare appunto un percorso molto tortuoso che è quello da Tresche-Conca che porta ad Asiago. E insomma, lavoro ce n'è come sempre tanto da fare per i sindaci, per tutti gli assessori e i vostri collaboratori. Allora, grazie per la disponibilità in questo 16 agosto al sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Buona giornata e buone vacanze se le farà. Diciamo che oggi gli altri stanno facendo le vacanze fuori, noi siamo dentro palazzo che stiamo lavorando, programmando. Però dai, ci concederemo qualche giorno a settembre. Grazie. Siamo sulla stessa barca allora. Ecco. Buona giornata, grazie di nuovo. Buone vacanze a tutti invece quelli che ci stanno ascoltando. Certo. Grazie mille al sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Allora, tra poco siamo in grado di proporvi anche alcuni interventi, alcuni passaggi del punto stampa che il governatore Zaia ha concluso da pochi minuti a Venezia a Palazzo Balbi, ma parleremo ancora di turismo da Padova, da Bassano, di cultura, di mostra del cinema fino alle 13:30. Focus TG, state con noi. Ancora ben ritrovati in Focus TG qui su Rete Veneta. Abbiamo parlato poco fa col sindaco di Asiago di viabilità, di interventi da fare per migliorarla, per renderla più fluida e più sicura, e proprio in questa ottica sono state realizzate e completate 2 nuove rotatorie a Villafranca Padovana.
2 nuove rotatorie sono state completate a Villafranca Padovana lungo la strada provinciale 12 della Torre Rossa all'incrocio con via Verga e via Madonna. Si tratta dell'arteria che collega il comune con Campodoro, interventi che consentono di moderare il traffico e permettono un'immissione più fluida e sicura dei veicoli che incrociano la provinciale. Per la realizzazione delle opere la provincia di Padova ha stanziato 600.000 euro, mentre un'altra parte è stata impegnata del comune di Villafranca Padovana. A carico della provincia anche la segnaletica stradale necessaria. Cambiamo argomento per un attimo e parliamo di parti, di travaglio in acqua, che è una tecnica che all'ospedale di Campo San Piero è stata utilizzata da 42 mamme nel corso del 2021 e già 21 nel corso del 2022. Acqua a 37 gradi, la futura mamma è invitata a bere spesso l'acqua che aiuta a rilassarsi. Il travaglio si fa anche in questa vasca all'ospedale di Campo San Piero. 42 le donne che lo hanno scelto nel 2021, 21 le donne nei primi 6 mesi del 2022. Il travaglio in acqua è una tecnica naturale per il controllo del dolore, spiega Michela De Toni, coordinatrice ostetrica dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Campo San Piero. Possono accedervi le donne con gravidanza singola, fisiologica a termine e considerata pertanto a basso rischio ostetrico. Molti ancora i criteri di esclusione da protocollo ai quali l'equipe si attiene in modo scrupoloso. Una notizia di cronaca ci arriva dalla questura di Vicenza. La volante che stava eseguendo domenica intorno alle 13:20 un intervento in viale Roma presso il ristorante Chicken King, dove era stata segnalata la presenza di un giovane molesto. Il giovane, prima di dileguarsi, aveva minacciato il personale dipendente simulando il gesto del tagliare la gola con una mano. Gli agenti dunque sono stati attirati dalle grida provenienti dal vicino supermercato, dove un giovane aveva prelevato della merce tentando di superare le casse senza pagare e arrivando poi anche le mani con la guardia giurata addetta alla vigilanza interna. Gli agenti hanno fatto a tempo a vedere lo stesso giovane mentre assaliva l'addetto alla sicurezza con una bottiglia di vetro in mano, poi essere risultata una bottiglia contenente grappa. A loro volta hanno ricevuto resistenza fisica. Questo giovane è stato identificato per un 23enne vicentino, riconosciuto anche come presunto responsabile del precedente fatto appunto al ristorante. È stato arrestato per tentata rapina impropria ai danni del supermercato e resistenza a pubblico ufficiale. Poi dell'arresto è stato avvisato il pubblico ministero di turno. Dovremmo essere pronti quasi con un collegamento da Padova, ma prima torniamo purtroppo su un'altra tragedia che è avvenuta tra le province di Venezia e di Padova, in località Tombelle di Vigonovo. Qui ha perso la vita, investita dal padre, una bimba di 1 anno e mezzo. Tragedia a Tombelle di Vigonovo, in provincia di Venezia. La piccola Chiara di 1 anno e mezzo è stata inavvertitamente investita dal papà in retromarcia nel cortile di casa in via Carlo Magno nella tarda mattinata del 15 agosto. Un errore fatale, un dramma inaspettato per la famiglia proprio nel giorno di Ferragosto. La bimba era la terza di 3 figli prima di lei, un maschietto e un'altra femminuccia. La situazione è apparsa immediatamente drammatica. I familiari disperati hanno da subito chiamato i sanitari del SUEM che, arrivati da Mestre, hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Intervenuti sul luogo anche i carabinieri di Vigonovo e di Chioggia, che hanno da subito transennato l'area rendendola inaccessibile dall'esterno. Ora si stanno occupando di fare i primi rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Da questa tragedia ora voltiamo pagina, come spesso poi succede nei notiziari, nei giornali, e andiamo a collegarci con Piazza Duomo a Padova con la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina.
Buongiorno Mirko, una piazza Duomo quasi deserta, anzi qui ci sono solo turisti, gli unici padovani siamo io e il collega Federico Cibotto, perché sono tantissimi turisti che in questi giorni stanno visitando la città di Padova. Li abbiamo visti entrare proprio fino a pochi minuti fa all'interno del battistero del Duomo, un luogo che nonostante i restauri e il cantiere, come vedete dalle immagini, è molto gettonato tra i turisti, perché è uno dei siti dell'Urbs Picta che proprio giusto un anno fa ha ricevuto il riconoscimento UNESCO. Il battistero del Duomo con i suoi affreschi di Altichieri da Zevio insieme alla Cappella degli Scrovegni di Giotto e agli altri siti sono tra i più visitati e scelti dai turisti, tantissimi appunto quelli che stanno visitando la città, una città che è deserta dei padovani, che sono tutti in vacanza, ma che comunque non risparmia le possibilità di eventi. Ieri sera sono tornati dopo 2 anni di assenza i fuochi di Ferragosto, c'è stato un temporale che però non ha rovinato la festa, e per i più coraggiosi lo spettacolo pirotecnico è andato in scena nonostante la pioggia, circa 25 minuti di fuochi d'artificio che hanno illuminato Prato della Valle, che hanno segnato così il ritorno definitivo alla normalità, visto che proprio nell'estate del 2020 e nell'estate del 2021 erano stati per 2 volte consecutivi cancellati a seguito dell'epidemia di Covid. Una città, oggi le temperature sono ritornate a salire dopo appunto i temporali di ieri sera, e quindi insomma la vedete alle mie spalle, vi faccio con le immagini di Federico Cibotto, i bar che dopo la pausa di Ferragosto hanno riaperto, quindi insomma a favore dei turisti che ne approfittano per uno spuntino veloce. Ma questa è la città, e molto probabilmente ancora per una settimana vedremo questa Padova semideserta, popolata da turisti. Poi piano piano tutte le attività riprenderanno la loro normalità. Dunque Valentina, mi pare che anche il clima sia tornato estivo, magari non torrido, non da 40 gradi come qualche settimana fa, ma insomma che sia comunque ancora estate, un'estate però più piacevole dal punto di vista climatico. Esattamente, diciamo che ieri sera i temporali hanno rinfrescato l'aria, come si suol dire, anche se adesso ovviamente siamo nell'ora di punta con il sole proprio sopra le nostre teste, le temperature sono aumentate, ma non parliamo certo dei livelli record che abbiamo affrontato nelle ultime settimane di luglio e che hanno definitivamente consacrato questa estate, quella del 2022, come una delle più torride e ovviamente anche siccitose, visto che abbiamo più volte raccontato quanto insomma è capitato con i fiumi in secca, che però finalmente sono ritornati ai livelli di normalità adesso. E allora, siccome abbiamo rispetto anche per il vostro lavoro e per il fatto che comunque il sole picchia, Federico Cibotto e Valentina Visentini li lasciamo andare magari verso altri servizi, o magari rientrare in redazione per preparare le altre notizie di stasera. C'è qualche ultima Grazie a voi, noi vi lasciamo, guarda, vi lasciamo sì, con questa immagine di Padova, che così insomma una Padova un po' silenziosa, ma vi lasciamo con questa immagine e restituisco la linea allo studio. Grazie allora Valentina Visentin con Federico Cibotto. Padova molto tranquilla, adesso è anche ora di pranzo per i turisti, anche per i pochi residenti rimasti in città. Venezia in questi giorni invece è stata ancora una volta presa d'assalto, in attesa, ricordiamo, che da gennaio entri in vigore il nuovo sistema di prenotazione per andare appunto a Venezia. Questo riguarderà non solo gli stranieri, non solo gli italiani non veneti, ma anche i veneti. Avremo modo di parlarne poi nei prossimi mesi, perché il provvedimento è stato adottato appena poche settimane fa. Sta di fatto che Venezia si sta ulteriormente spopolando, meno di 50.000, questa soglia psicologica che è stata toccata però in discesa, meno di 50.000 i residenti. Il giornalista e scrittore Maurizio Crovato, residente proprio in centro storico, interviene proprio su questo dibattito
dibattito, quello sullo spopolamento della città, un problema che riguarda molte capitali europee, anche se Venezia non è più capitale da un bel po' di tempo. Allora sentiamo proprio dalla voce di Crovato alcune proposte concrete per cercare di invertire la rotta. 49.999 sembra quasi diventato un numero magico o cabalistico. Il problema c'è ed è grave, in realtà è cominciato 71 anni fa con la perdita di residenti e di abitanti. Venezia aveva oltre 174.000 abitanti, il centro storico ridotti oggi a più di un terzo. E cosa significa? Significa intanto che è un problema nazionale e internazionale. Facciamo i dovuti paragoni. Parigi, per esempio. Parigi negli ultimi anni ha perso 500.000 di abitanti. Il giornalista e scrittore Maurizio Crovato è ancora uno dei pochi veneziani doc rimasti a vivere in Laguna. Da storico della città ha fatto un'interessante ricerca, rapportando la situazione di Venezia a quella di altre grandi città, sia a livello nazionale che internazionale. Il sindaco del 16° arrondissement dice che nell'Ottocento la sua comunità aveva oltre 300.000 abitanti, oggi sono poche migliaia, problemi veramente analoghi. Cosa fare a Venezia? Più di qualcuno, oggi ho visto lo psichiatra Crepet che dice: ma veneziani, vi siete guardati voi? Siete sempre lì che vi lamentate, fate i queruli. Primo obiettivo, ristrutturare le case pubbliche. Non è possibile che Venezia abbia oltre 10.000 case pubbliche, l'ATER, e ha il record nazionale di case vuote, 2.500, perché devono essere ristrutturate oppure semplicemente sono state abbandonate. Questa è una vera vergogna. La seconda cosa, una città che, un centro storico medievale che ha circa 40.000 appartamenti, abbia 7.700 bed and breakfast, abusivi esclusi. Crovato ne fa anzitutto una questione di coerenza. Giustamente Crepet dice: ma veneziani, voi cosa fate per la vostra città? Ecco, io ho assistito a manifestazioni, per esempio Mino Vadomia nel 2017, dove tra i manifestanti c'erano ovviamente possessori di bed and breakfast, persone che non sono molto coerenti, che avevano venduto i loro appartamenti agli annessi, ai vicini degli alberghi. Ecco, una cosa è protestare, una cosa è essere coerenti con se stessi. Parliamo ancora di viabilità della terza corsia della A4 tra Venezia e Trieste. Si avvicina il completamento del tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro. Grazie ad un accordo col Friuli Venezia Giulia, il Veneto ha anticipato la procedura di gara per adeguare 10 cavalcavia. L'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento di 10 cavalcavia autostradali tra San Donà e Portogruaro lungo la A4 Venezia-Trieste è un procedimento che avvicina temporalmente il completamento della terza corsia nell'ultimo tratto di lavori di allargamento che riguardano il Veneto. In questo senso l'accordo di cooperazione siglato da Veneto e Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio ha permesso di spostare circa 50 milioni di euro inizialmente destinati ad interventi in Friuli ad un'operazione che permetterà di anticipare i tempi di completamento della terza corsia. Quando arriverà il momento dal piano economico finanziario di poter avviare i lavori della terza corsia, i cavalcavia saranno già a posto, quindi si inizierà direttamente con i lavori di allargamento. Insomma, speriamo che non ci siano imprevisti di nessun tipo. L'accordo di cooperazione è stato firmato, quindi quanto previsto dal piano economico finanziario verrà rispettato. I lavori di allargamento a 3 corsie del tratto autostradale San Donà di Piave e Portogruaro partiranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e dureranno un paio d'anni. Si tratta di un'infrastruttura strategica di adeguamento della viabilità su gomma alle nuove esigenze della logistica, in un'epoca in cui si sta già ragionando sulla realizzazione della quarta corsia lungo l'autostrada che da Venezia conduce a Milano. Mettere la terza corsia sulla Venezia-Trieste vuol dire sicuramente meno incidenti, ovviamente, perché le velocità vengano rispettate e la possibilità di far arrivare anche le merci piuttosto che le persone a destinazione in tempi certi.
Altra notizia di cronaca che ci arriva dai carabinieri di Piovene e Rocchette, che hanno deferito per danneggiamento un cittadino del posto classe 1991 già con precedenti penali. L'uomo la sera di domenica si è presentato in stato di alterazione psichica all'esterno della stessa stazione dei carabinieri, che a quell'ora era chiusa, sferrando ripetuti calci contro il cancello pedonale d'ingresso, danneggiandolo e anche strappando alcuni dei pannelli informativi affissi all'esterno. Poco prima dell'arrivo della pattuglia intervenuta a dar manforte ai militari presenti all'interno della caserma, lo stesso uomo ha sradicato un segnale stradale lanciandolo violentemente all'interno del cortile per poi sdraiarsi e addormentarsi in mezzo alla strada. Rimangono sconosciute le cause di questo comportamento, data, dicono i carabinieri, l'incapacità di esprimersi connessa al forte stato di alterazione. L'uomo è stato portato negli uffici della compagnia di Schio, fotosegnalato e deferito alla procura di Vicenza e affidato alle cure del fratello perché avrebbe rifiutato qualsiasi altra cura medica. Siamo all'ultima pausa pubblicitaria di questo Focus TG, ancora mezz'ora insieme, ma tante altre notizie da scoprire. State con noi. 2 minuti dopo le 13, ancora buona giornata e ben trovati. Per chi ci ha seguito fin dall'inizio, abbiamo dedicato ampiamente la prima parte di questo Focus TG al tragico incidente con la morte di 4 giovanissimi a Godega Sant'Urbano nella notte tra sabato e domenica. Ebbene, su questo tema pochi minuti fa è intervenuto il presidente della regione Luca Zaia nel punto stampa a Palazzo Balbi. Zaia, che da presidente della provincia di Treviso si era occupato molto direttamente proprio della campagna sicurezza, ha annunciato proprio pochi minuti fa il lancio di una nuova campagna shock contro gli incidenti stradali proprio a partire dal sinistro di Godega. Vediamo. Partiremo, adesso ho chiesto che mi venga fatto un progetto, una delibera per una roba che ho in mente, campagna shock con spot sui social media per i giovani. Voi sapete che io feci quelle famose campagne contro le stragi, insomma se ne parlò non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, ebbi 2 premi. Fui molto criticato per gli spot shock, però furono quelli che comunque fecero partire, rappresentarono l'innesco per una discussione anche tra i ragazzi. Noi allora andammo addirittura nei bambini nelle scuole elementari creando anche delle mini strade con dei mini segnali, cercando di iniziare a educare i bimbi fin da piccoli, che sono poi i bimbi che oggi hanno più di 20 anni. Purtroppo continuiamo a leggere di questa strage, non possiamo omologarci e pensare che sia normalità, non ultimi 4 ragazzi, 18enni e 19enni, che hanno perso la vita proprio nel mio comune, a Godega di Sant'Urbano, ma così anche gli altri ragazzi delle altre storie. Peraltro mi si faceva notare che hanno perso la vita la stessa giornata dei 4 ragazzi di Musile di Piave, e non posso non dimenticare quei 4 ragazzi e il funerale al quale ho partecipato, e quindi penso che noi dobbiamo rimettere in piedi la macchina, però una macchina che deve coinvolgere un po' tutti. Allora si fecero gli stati generali per la sicurezza stradale. Io penso che non servano tante riunioni. Se ognuno di noi, per le proprie competenze che ha, parlo dei media piuttosto che delle discoteche, i gestori del ristorante, parlo delle associazioni di categoria, sono un po' tutti quelli che possono dire qualcosa, bastano, noi magari cercheremo di mettere in piedi un'immagine coordinata di questa campagna e poi ognuno cercherà di dare il suo contributo. Penso che questo sia il minimo che possiamo fare. Poi leggo tante dichiarazioni, le leggo spesso sulle strade. Purtroppo magari fosse solo un problema di strade, il problema è un problema di educazione alla sicurezza stradale. Esco ovviamente dal fatto specifico perché non mi sembra proprio il caso di discutere sulle dinamiche di un caso appena accaduto, però in senso generale noi abbiamo grande mortalità tra i giovani, oltre il 46% dei giovani che muoiono con fuoriuscita di strada in solitaria, quindi si capisce insomma che forse le dinamiche che accomunano ovviamente i ragazzi sono dinamiche sulle quali dobbiamo lavorare.
E di questo ne sapremo di più appunto nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sempre a Palazzo Balbi, nel punto stampa odierno, era presente anche l'assessore al bilancio della Regione Veneto Francesco Calzavara, perché la Giunta ha approvato proprio questo documento fondamentale, il bilancio della Regione Veneto, che ammonta a 17 miliardi di euro. Il bilancio lo approviamo oggi in maniera tale di avere le tempistiche di trasferimento poi al Consiglio regionale e far sì che ci siano i tempi adeguati alle commissioni e a tutti i consiglieri di prendere coscienza di questo bilancio e di arrivare, come è successo negli ultimi anni, con molto anticipo rispetto alla scadenza di fine anno all'approvazione del bilancio stesso. È un bilancio che ormai è tarato sui 17 miliardi, che gran parte di questi 17 sono poi spesa sanitaria, sono circa 9 miliardi 7,50, e gli altri sono partite di giro. Quella che rimane invece nella marginalità, nella spesa regionale, è circa 1 miliardo e 500 milioni. Di questo 1 miliardo e 500 milioni, al netto di tutta una serie di spese obbligatorie, di spese di funzionamento della macchina amministrativa, di fatto la marginalità che rimane poi in capo alla Giunta regionale per quest'anno è di 67 milioni. 67 milioni sono circa 10 milioni in meno rispetto a quello che è stato il bilancio approvato nel 2022 a tutti gli assessori, quindi abbiamo una riduzione di una decina di milioni che corrisponde al taglio del 15% a cui faceva riferimento il Presidente prima. Novità rispetto al bilancio 2022 è che questo 15% non riguarda tutto il settore della cultura, che viene immediatamente finanziato totalmente, nella speranza poi da qui all'approvazione del bilancio di trovare altre risorse che speriamo anche il nuovo governo possa mettere a disposizione delle regioni per riuscire a rimpinguare i capitoli che in questa fase abbiamo dovuto eliminare. Le spese più significative che confermiamo sono 16 milioni e mezzo per il rischio idrogeologico, i 3 milioni e 4 per l'acquisto di nuovi treni, confermiamo il finanziamento al Terraglio Est per 1 milione e 9, 1 milione per la Treviso-Ostiglia, i 26 milioni alla formazione, che sono ormai una cifra storica, così come è storica il finanziamento dei 31 milioni alle scuole paritarie da 0 a 6 anni. C'è poi il cofinanziamento per le politiche comunitarie, e quindi 60 milioni che garantiamo. Alcuni di questi 22 sono legati ai progetti 14-20, quindi alla precedente programmazione, mentre 38 milioni sono per la programmazione 21-27. Ecco, rispetto alle disponibilità che abbiamo avuto c'è qualche entrata in più, ma vi do alcuni dati. Ad esempio l'aumento dei tassi di interesse costa alla Regione circa 15 milioni di euro in più, perché l'indebitamento complessivo della Regione soltanto con la modifica e con l'aggiornamento dei tassi inevitabilmente ci porta a un maggiore costo, così come abbiamo un maggiore costo per adeguamenti contrattuali di 10 milioni di euro per il personale. Finanziamo ulteriormente con risorse aggiuntive anche il settore sanitario con 14 milioni di euro. Queste sono le cifre più significative del bilancio. All'interno del bilancio poi c'è il collegato della stabilità con alcune norme che abbiamo inserito, in particolar modo alcune agevolazioni legate ai portatori di handicap, ai minori, ai trapiantati, e aumentiamo leggermente l'esenzione, la percentuale di riduzione del bollo da 50 a 75% per le auto storiche da 20 a 29 anni. Bilancio, insomma, come diceva, rigoroso, che ci permette però da questo punto di vista, perché se poi voi lo leggete con il rendiconto, di vedere una regione che ha avuto nel corso di questi anni la capacità di analizzare profondamente i conti della regione, di continuare ad asciugarli, ma di avere un trend assolutamente positivo, così come ha dimostrato anche la recente parifica della Corte dei Conti. Con questi numeri andiamo in Consiglio regionale convinti che riusciremo a fare una buona manovra e a dare dal 1 gennaio 2023 l'approvazione del bilancio, che permette poi a tutti gli assessorati di far sì che le politiche che hanno in mente di fare possano essere attuate, proprio perché hanno a disposizione immediatamente le risorse.
E questo era l'assessore al bilancio della Regione Veneto Francesco Calzavara. Da Palazzo Balbi l'approvazione appunto della Giunta di questo documento, il bilancio, testo fondamentale che poi deve passare per l'approvazione, eventuali emendamenti al Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. Abbiamo parlato prima di turismo a Padova, abbiamo aperto una finestra proprio su Piazza Duomo per capire com'è la situazione. Adesso andiamo con la nostra Sharon Di Carlo sul Ponte Vecchio a Bassano. A te Sharon, buona giornata. Buongiorno Mirko e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui sul Ponte Vecchio di Bassano, meta di tantissimi turisti per questo lungo weekend di Ferragosto. Pensate, la parola Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, in onore del riposo dell'imperatore Ottaviano Augusto, da cui prende anche il nome di agosto, che però agosto non è solo il riposo dell'imperatore Ottaviano, ma anche dei tantissimi italiani e stranieri che sono venuti qui nella città di Bassano per appunto guardare le meraviglie che propone questa città. E per fare il punto della situazione andiamo a parlare con uno dei tanti esercenti qui a Bassano, Sandro detto il Muto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconta com'è andato questo weekend lungo di Ferragosto? Molto bello, molto bene, anche perché rispetto all'anno scorso, va bene che l'anno scorso si veniva fuori dalla pandemia, ma molto positivo e molto bene. È cambiato il turismo in questi 2 anni? Ma oddio, quest'anno abbiamo visto, almeno qui da noi, un turismo rispetto agli altri anni più di italiani che di stranieri, e questo per me è positivo che gli italiani vengano. Dopo non so se vengono perché il ponte adesso è messo a nuovo, oppure meglio dire che abbiamo una cittadina bella e accogliente e va bene così. Messo a nuovo o ragnatela a parte? Va bene, quello è un'altra cosa. Va bene che camminiamo senza guardare in alto, va bene così, dai. Da dove venivano tutti questi turisti stranieri? Stranieri o italiani? Stranieri. Ma i stranieri che vengono qua spesso sono austriaci e tedeschi, la maggior parte. E invece gli italiani? Diversi, anzi molti dal centro Italia, centro-sud. Finito Ferragosto, adesso sta finendo anche l'estate. Che prospettive ci sono? Allora, da parte mia penso positive, però visto quello che succede non in Italia ma nel mondo, speriamo bene, anche perché allora al 23 o 25 abbiamo le votazioni e lì vediamo come va qui da noi e dopo tutto il resto, perché non vorrei che si lasciano passare bene le ferie, le vacanze e dopo ci sia qualche colpetto che ci fermi ancora. C'è ancora qui a Bassano il turismo mordi e fuggi? Sì. Anche se ho visto con piacere che gli albergatori hanno detto che gli alberghi erano quasi pieni, quasi tutti pieni, e questo fa enormemente piacere. Però la maggior parte è sempre mordi e fuggi giornaliero. Vengono, quelli che sono i turisti che sono in montagna vengono giù e poi ritornano, perché è tutto coso giornaliero. Come si potrebbe secondo lei ovviare a questa situazione? È brava, è sempre difficile. Bisogna entrare nella mentalità della gente, nelle abitudini della gente. Grazie mille. Mirko, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie allora Sharon Di Carlo. Dal Ponte Vecchio buon lavoro a tutti gli esercenti del centro di Bassano e di tutte le nostre belle località turistiche. Venezia ovviamente al centro dell'attenzione, ci torniamo perché ormai mancano pochi giorni alla Mostra del Cinema, Mostra internazionale di arte cinematografica, questo è il nome completo, che compie 90 anni, 1932-2022. La prima edizione si svolse sulla terrazza dell'Hotel Excelsior e siamo andati a scoprire i segreti proprio di quella prima mostra del cinema. 2 settimane di proiezioni dal 6 al 21 agosto sulla terrazza dell'Hotel Excelsior. Per un'edizione a cui partecipò all'esordio un pubblico di ben 25.000 persone all'aperto, di cui ben 17.000 paganti. Una manifestazione che vide la presenza di tanti veneziani, oltre agli ospiti che già in quel periodo arrivavano al Lido da tutto il mondo, ma soprattutto un evento che per la prima volta nel mondo diede al cinema la dignità di arte. In questi giorni la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia, festeggia i 90 anni della sua prima edizione del 1932. La Biennale nel 95, con la prima mostra d'arte figurativa,
anche se è stata fondata nel 93, ha portato nel mondo una formula nuova, che è quella del più grande luogo di diplomazia culturale e di dialogo fra i paesi. L'idea dei padiglioni, che poi sono diventati stabili nel corso degli anni, è a mio avviso una formula che non va assolutamente modificata. Poi si lascia lo spazio al curatore che fa la sua mostra internazionale, così come lo fanno gli altri direttori dei settori di teatro, danza, musica, cinema e architettura. E durante la prossima mostra del cinema verrà presentata la versione in inglese dell'opera del professor Giampiero Brunetta, che racconta tutta la storia del festival, edizione per edizione. Ho cominciato a pensare di scriverlo, non sapendo se sarei stato in grado di finirlo, vista l'ampiezza della cosa, ma intanto mettendo a frutto quello che conoscevo bene da studioso, cioè gli anni 30 e 40, e poi da spettatore del Lido che comincia ad andare alla mostra nei primi anni 60 e ci va ancora per 40 anni. Quindi si sono mescolate varie esperienze, emozioni, competenze. E allora buon compleanno alla mostra, attendendo al Lido lo sbarco dei prossimi divi, come da 90 anni a questa parte. Il direttore del festival, Alberto Barbera, ci dà le prime anticipazioni sui film italiani presenti alla mostra, ben 5 sull'intero programma. C'è un tema dominante di questo festival? No, non c'è un tema dominante, anche se si ritrovano insomma, alcune ricorrenze. Molti film hanno a che fare con la famiglia o con storie personali dei registi che raccontano le esperienze di sé o dei propri familiari, ma ci sono anche film politici come quello come Argentina 1985 o i 2 film iraniani, no? Che sono metafore delle tensioni sociali e politiche all'interno di quel paese in questi giorni. 5 film italiani in concorso, ce li racconta un po'? 2 film sono di 2 autori cosmopoliti, sono italiani ma lavorano con produzioni italiane, ma girando film in inglese in America, con attori americani, con cast internazionali, quindi misurandosi con un mercato che non è soltanto quello del nostro paese. L'altro film di un grande maestro del cinema italiano è il film di Gianni Amelio, che si chiama Il Signore delle Formiche, che ricostruisce un famoso caso giudiziario, il caso Braibanti, che negli anni 60 divise l'Italia. Braibanti fu accusato di aver plagiato un giovane ragazzo. Susanna Nicchiarelli torna a realizzare un ritratto di donna dopo Nico e la figlia di Marx, e questa volta si tratta addirittura di Santa Chiara, un personaggio che è rimasto nell'ombra di San Francesco per tantissimi anni e che grazie a un straordinario lavoro di ricerca storiche e filologiche ritrova la centralità di una figura così importante come quella di Santa Chiara nel nostro paese. C'è il bilancio della Polizia Ferroviaria e dei suoi controlli nel fine settimana. Sono state 360 le persone controllate nel Veneto nell'operazione denominata Stazioni Sicure. Solo 2 le persone sanzionate per violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria per non aver rispettato la misura di allontanamento che pendeva su di loro. Sono stati impiegati 65 agenti della Polfer impegnati nei 18 scali ferroviari veneti. I controlli sono stati estesi anche ai bagagli depositati e ai bagagli al seguito dei viaggiatori. Metal detector portatili, smartphone con la lettura ottica e la verifica in tempo reale dei documenti, agevolando e quindi velocizzando le procedure di identificazione. A Padova e a Mestre le perlustrazioni sono state svolte anche con l'ausilio di unità cinofile antidroga e antiesplosivo e con equipaggi del reparto prevenzione crimine della Questura di Venezia. Andiamo ora a Vicenza. Sono stati approvati 5 progetti del PNRR per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini nel comune di Vicenza. L'importo è di 1,5 milioni di euro. 1,5 milioni di euro il finanziamento per i 5 progetti presentati dal Comune di Vicenza e approvati nell'ambito del piano strategico per la transizione digitale.
il che prevede una rivoluzione digitale della pubblica amministrazione al fine di rendere più agili e immediate le procedure di accesso ai servizi. Il Comune di Vicenza si è posto come obiettivo l'ampliamento dei servizi fino ad oggi erogati anche in via tradizionale tramite delle procedure semplificate online digitalizzate. Si va dall'estensione dell'utilizzo della piattaforma nazionale SPID all'adozione delle piattaforme Pago Pubblica Amministrazione e App Io per i servizi del Comune, oltre all'implementazione del sito istituzionale. Procedure online ottimizzate e facilitate per il cittadino è l'obiettivo. Alla fine di questi progetti il cittadino potrà usufruire di servizi che fino ad oggi di cui deve usufruire in maniera tradizionale, quindi venendo allo sportello, pagando con il bancomat, potrà usufruire in maniera più semplificata, più veloce di moltissimi servizi erogati dall'amministrazione comunale. Uno per tutti, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio che oggi viene fatta accedendo allo sportello. Al termine di questo progetto potrà essere fatta secondo un'applicazione apposita. Tempi di realizzazione stringenti, dai 9 ai 12 mesi per contrattualizzare il progetto e altre 12 per portarlo a termine. Siamo ancora in piena estate, ma bisogna già progettare gli interventi nel corso dell'inverno. Uno di quelli più frequenti in tante città è quello dell'accoglienza delle persone senza fissa dimora. A Vicenza sono stati stanziati per questo progetto 150.000 euro. Accoglienza notturna dei senza fissa dimora nei mesi invernali. Per garantire il servizio, l'amministrazione comunale ha stanziato 150.000 euro prelevandoli dall'avanzo di amministrazione. Come ogni anno è stato previsto un fondo per affrontare i costi sostenuti dal gestore che sarà incaricato per svolgere questo servizio di competenza comunale. Dal punto di vista organizzativo resta confermata da parte dell'amministrazione l'ospitalità invernale dei non residenti nella struttura di Via Giordano, mentre all'ex pensionato studenti di Contrà San Marco, concesso dalla diocesi, sarà mantenuto l'albergo cittadino destinato ai vicentini in povertà estrema e difficoltà abitativa. Una volta individuato il gestore del servizio tramite gara, la somma stanziata servirà a far fronte ai costi dell'accoglienza straordinaria notturna dei senza fissa dimora da novembre a marzo, tra cui i pasti, le pulizie e i compensi per gli operatori. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Chiampo, comune che punta maggiormente sulla sicurezza, dal Targa System all'installazione di nuove telecamere per controllare il territorio. Uno dei temi di una variazione abbastanza corposa di bilancio è anche il tema della sicurezza, perché con questa variazione andiamo a finanziare l'installazione degli ultimi Targa System che mancano per accerchiare l'intero comune di Chiampo. Non si potrà più entrare o uscire da Chiampo senza che il Targa System non abbia rilevato la presenza delle auto, cosa che dà la possibilità di monitorare e tracciare, grazie al collegamento con gli altri comuni consorziati nella polizia locale, lo spostamento di eventuali soggetti che percorrono la strada con l'auto rubata o che devono essere rintracciati perché hanno commesso qualche tipo di reato. Non solo, sono previste anche 2 nuove telecamere. Abbiamo anche ulteriori 2 installazioni, in particolare presso un parcheggio attiguo alla parrocchia che aveva dato polemiche negli ultimi mesi, e anche presso le scuole medie che sono ovviamente luoghi da attenzionare. Corposa variazione di bilancio che riguarda anche una serie di opere pubbliche. Abbiamo messo in bilancio anche alcune opere di cui abbiamo chiesto finanziamento tramite PNRR. In particolare sono 3 le opere del PNRR per cui abbiamo chiesto finanziamento in un bando particolare. L'una è la ristrutturazione della ex rimessa delle Corriere, appunto, che è una proprietà del comune di Chiampo, in centro a Chiampo, ma che appunto non è un luogo oggi utilizzato. Dovremmo utilizzare come luogo polifunzionale per le associazioni culturali e sportive, un bellissimo luogo nel caso in cui ci fosse finanziato. Poi abbiamo chiesto appunto le risorse per il completamento del secondo stralcio del cimitero comunale. Abbiamo realizzato il primo, così si completerebbe l'intera opera e sarebbe importante appunto per la nostra cittadinanza. E poi abbiamo chiesto il finanziamento per l'allargamento
allargamento della strada di Furlani, che è una strada sempre vicina a Tigua, al centro del paese, particolarmente stretta, e appunto servono lavori importanti per il suo allargamento. Altro tema estivo è quello delle donazioni di sangue, che normalmente sono in calo in questo periodo dell'anno. Quest'anno ancora di più. A Vicenza ben 1440 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Fidas chiede a tutti i donatori un cambio di passo. Donatori di sangue vicentini che dimostrano un grande cuore, ma la diminuzione delle donazioni generalizzata nei primi 6 mesi dell'anno implica un appello in vista di ottobre e della ripresa della quotidianità dopo le ferie. È un messaggio sicuramente di speranza e di velocità per recuperare un po' il tempo perso. Oggi abbiamo la necessità di dare supporto a quelli che sono i pazienti che ci aspettano. Abbiamo un calo donazionale sui primi 6 mesi dell'anno di 1400 donazioni, che all'interno di tutto il Dipartimento di Vicenza è tanto perché è tanto aiuto che viene a mancare ai pazienti. E allora anche qui le motivazioni per cui andare ad incentivare i donatori, a spronarli alla donazione, sta nell'andare a superare un po' lo scoglio del Covid. Sì, sappiamo che se siamo positivi poi basta aspettare la negativizzazione, 15 giorni e siamo a posto, e quindi possiamo riprendere a donare. Oggi probabilmente è necessario riprendere in mano un po' quelle che sono le priorità della nostra vita, e tra le priorità della nostra vita ci sono i pazienti. Pazienti appesi al filo della donazione e alla speranza. Per loro, ai donatori si chiede un cambio di passo. Perché non proviamo, cari donatori, a fare semplicemente una donazione in più rispetto a quella che abbiamo fatto magari l'anno scorso, proprio per aiutare e continuare a dare supporto al sistema trasfusionale e ai pazienti che sono lì, che aspettano noi. A Cornedo Vicentino partono i lavori di restauro di 3 luoghi simbolo della città. In questi giorni iniziano 3 interventi molto importanti per il comune di Cornedo. Un intervento di consolidamento della statuaria del nostro parco, un intervento di consolidamento della fontana della piazza e un intervento di consolidamento e restauro del portico di Villa Trissino. Partono una serie di interventi sui luoghi simbolo della città di Cornedo Vicentino, 3 luoghi importantissimi per la comunità che nel tempo hanno accumulato fragilità sulle quali è doveroso intervenire. Innanzitutto sulla statuaria faremo un intervento di pulizia, di consolidamento e quindi con un trattamento per renderle impermeabili agli eventi atmosferici. La fontana, dove interverremo non solo per la pulizia ma anche per consolidare gli scarichi che nel tempo si sono occlusi e spesso danno problemi di sbordo d'acqua, che poi nelle fasi invernali genera problemi di formazione di ghiaccio oppure di muschio lungo le gradinate. E infine il portico di Villa Trissino, che si sta sgretolando, la pietra si sta sgretolando, e anche lì interverremo per pulirla, consolidarla e fare in modo che nel tempo non si deteriori. Nel complesso sono stati investiti 65.000 euro, come ribadisce l'assessore Frigo. Si tratta di una cifra importante ma necessaria per salvare questi elementi simbolici della città. Noi ci riconosciamo, io sono cresciuto in questo parco, la fontana per me è più dello stemma di Cornedo il punto di riferimento della nostra comunità. Quindi noi abbiamo il dovere di mantenere questi beni, abbiamo il dovere di farlo per noi, ma anche per le generazioni che verranno dopo di noi. Prima di salutarci, lo sguardo consueto al bollettino di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid. Arriviamo da 2 giornate festive, quindi il dato dei nuovi positivi è molto basso, 903, comunque siamo in calo, siamo a poco più di 57.000 casi attualmente positivi nella nostra regione. Vediamo l'andamento dei ricoveri nella seconda pagina, anche qui si continua a scendere, 880 in area medica, 41 in terapia intensiva, con una sola vittima dopo i numeri alti delle scorse settimane. Anche qui finalmente un po' di respiro. È tutto per questa edizione di Focus TG, vi diamo appuntamento al TG Bassano alle 18.50, TG Vicenza alle 19.15 e domani ancora insieme qui alle ore 12. Grazie per l'attenzione, buona giornata.